Lenzuola bianche esposte dai balconi e fiori lanciati sopra il carro funebre che trasportava la bianca bara con dentro il corpo di Lorena 40. Così la città di Favara ha voluto dare il suo abbraccio e l'estremo saluto alla sua figlia, vittima di un assurdo femminicidio. Lorena 40, 27 anni, prossima alla laurea in medicina, uccisa dal proprio compagno martedì scorso a Furcisicolo, in provincia di Messina, è stata accolta da un paese sgomento. In tanti affacciati ai balconi e in strada lungo il tragitto del corteo funebre hanno pianto, hanno gridato, hanno anche implorato, oltre che la giustizia divina, anche quella umana contro la bestia che le ha tolto la vita. Ieri è stato lutto cittadino a Favara, proclamato dalla sindaca Anna Alba, che in prima persona ha voluto curare la sistemazione della piccola chiesa al cimitero dove è stato dato l'ultimo saluto a Lorena in forma riservata e ridotta per l'emergenza Covid-19. Lutto cittadino anche a Furcisicolo, proclamato dal sindaco Matteo Francilia. Anche la città di Dasà, il paesino calabro di Antonio De Pace, l'assassino reo confesso di Lorena, con il sindaco Scaturchio, ha esposto il lenzuolo sul balcone del municipio e listato a lutto le bandiere a mezz'asta, esprimendo in una nota indirizzata ad Anna Alba il proprio cordoglio alla famiglia 40 e all'intera città di Favara. Il feretro di Lorena, proveniente da Messina, è stato accolto, come dicevamo, da migliaia di lenzuoli bianchi, come il camice che amava indossare, con i rintocchi a lutto delle campane di tutte le chiese della città e poi applausi, pianti e fiori. Quindi l'ingresso al cimitero per il breve rito funebre riservato ai più stretti familiari, con la presenza della sindaca Anna Alba e del presidente del Consiglio Comunale Salvatore Dinaro, in rappresentanza di tutti i cittadini di Favara. Ma l'intera città e anche oltre, in diverse parti d'Italia, hanno potuto assistere al ritorno di Lorena a casa, in quanto il giornale online Sicilian Press ha trasmesso in diretta tutte le fasi del corteo funebre. Lorena 40 sarà proclamata dottoressa in medicina e chirurgia alla memoria, lo ha annunciato il rettore dell'Università di Messina, il professor Salvatore Cuzzocrea. Alla dottoressa Lorena va anche il riconoscimento speciale del premio Mimosa d'Oro 2020 promosso dal Centro Culturale Renato Cuttuso di Favara, che attraverso lei vuole ricordare tutte quelle donne vittime di violenza e per tenere acceso il dibattito sul tema del femminicidio presente in ogni strato della nostra malata società. Giuseppe 40, fratello di Enzo, padre di Lorena, ha voluto esprimere pubblicamente il ringraziamento alla sindaca Anna Alba da parte di tutta la mia famiglia, scrive, ma anche a nome della città le dico grazie di cuore per quanto ha fatto per Lorena, per noi tutti e per l'intera città. Un grazie per essersi mossa non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche umano, da primo cittadino nel vero senso della parola. Grazie per essersi presa cura come una vera mamma nella chiesa che fino a questa mattina ospita Lorena. Giuseppe 40 prosegue ancora citando il disegno di Sergio Criminisi che esprime rabbia, dolore, sofferenza, ma anche appartenenza e comunità. Sarà il simbolo della nostra battaglia processuale che accoglierà tutte le associazioni per i diritti dell'uomo, della donna, della vita ad essere un'unica cosa, in modo da far sentire ora e sempre la voce nostra all'unisono.